Pace e bene. Un saluto a voi qui presenti e a quanti da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo in Padova. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione. Affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la celebrazione cantando assieme al numero 21 del libretto dei canti. Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per me. Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai, con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re. Mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore. Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con te resterò. Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente e buono abbia compassione di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella solennità della Pasqua agisci per la salvezza del mondo, continua ad elargire alla Chiesa la tua benevolenza, perché, fedele ai tuoi comandamenti nella vita presente, possa giungere alla pienezza della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio,
ma poiché la respingete e non vi giudicate degna della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobbillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Alleluia, 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 alleluia. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò,
perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. In queste settimane che seguono la celebrazione della Pasqua, la liturgia continua a ricordarci con una certa insistenza il grande mistero che abbiamo celebrato, il mistero della morte e della risurrezione di Gesù, il Verbo incarnato, il Figlio di Dio, il centro, il cuore della nostra fede e di tutta la nostra vita cristiana, come singoli, come individui e come comunità. È un mistero grande, un mistero che è diventato nostro proprio con il sacramento del battesimo, che ci ha inseriti nella passione, nella morte, nella risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Morti con Cristo per vivere da risorti con Lui. È un grande dono. Il battesimo, che ci è stato donato gratuitamente, chiede però, come un germe, di svilupparsi, di essere accolto nella profondità e nella continua testimonianza della nostra vita. Siamo invitati, cioè, con la grazia di Dio, a portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. Abbiamo chiesto nella preghiera di Colletta all'inizio della Santa Messa. Abbiamo celebrato, abbiamo contemplato, ma sappiamo che tutto quello che abbiamo vissuto ci è stato donato perché la nostra vita sia trasformata da questa grazia e da questo amore. Portare frutto per giungere alla pienezza della gioia eterna. In maniera responsabile e operosa. È un dono allora quello del battesimo, quello della vita cristiana, quello di essere inseriti nel mistero di Cristo, nella Pasqua di Cristo, un dono che interpella la nostra libertà. Non è qualche cosa di automatico, è certamente gratuito, ma senza la nostra collaborazione rischia di restare lì come una cosa bella da contemplare, ma che va invece accolta e vissuta concretamente. Abbiamo sentito nella prima lettura che ad Antiochia, come del resto sempre e dappertutto è accaduto in questi 2000 anni di storia della Chiesa, c'è chi accoglie e chi respinge la salvezza. C'è chi si chiude e chi si apre alla luce. C'è chi, come i giudei, vive nella gelosia e invece chi si rallegra e glorifica Dio ascoltando la predicazione degli Apostoli. C'è chi bestemmia e perseguita gli annunciatori della salvezza. C'è invece chi è pieno di gratitudine e di gioia nell'accogliere la parola di Dio, perché la sente vera e autentica per la propria esperienza di vita, qualcosa in grado di trasformare la propria esistenza. E il testo degli Atti degli Apostoli dice una cosa anche per noi un po' sorprendente, che la parola del Signore si diffondeva in tutta la regione. Quasi a voler significare che la parola di Dio è dotata di una forza intrinseca, è forte di per sé, è forte in sé. Sappiamo che ha bisogno di chi la predichi, sappiamo che ha bisogno di chi la testimoni, ma niente può arrestare il Vangelo. Se non trova persone capaci di accogliere questa parola, va quasi in cerca di altre persone capaci invece di accoglierla e di viverla e di testimoniarla, di trasmetterla. La parola del Signore si diffondeva in tutta la regione. E questa constatazione suscita nei discepoli la gioia dello Spirito fino al martirio, se necessario, come è accaduto per tantissime persone all'inizio della storia della Chiesa, ma ancora oggi. La gioia accolta suscita una certa forza, una certa frenesia, che questa parola contagi un numero sempre più grande di persone, perché è un tesoro prezioso che va comunicato.
La forza viene dalla fede, dalla permanenza in Cristo e dalla preghiera. L'ha detto Gesù, l'abbiamo appena ascoltato. Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Ci uniamo all'offerta del pane e del vino cantando assieme: accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci te stesso. Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu in cambio donaci te stesso. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine. Alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Claudio, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta e di quanti sono qui riuniti.
dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo, di Caterina, Nicola, Francesco e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Preghiera per la comunione spirituale. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del fianco di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi, nascondimi fra le tue piaghe. Non permettere che mi separi da te. Difendimi dal nemico maligno. Chiamami nell'ora della mia morte e comanda che io venga da te affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola ha creato l'universo, tutta la terra ci parla di te, o Signore.
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto, Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Parlaci della tua verità, o Signore, ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. E per intercessione di Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra, e di San Leopoldo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, trai cori angelici, sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria, tra i cori angelici sei l'armonia. Ave Maria, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo.
sanctificetur